Era un incubo, a mezzanotte abbiamo sentito dei rumori che venivano dall'esterno della porta e arrivati i vicini hanno detto di salire su, comunque sentiva già il fumo. Svegliarsi con un incubo, ma reale, concreto, è qualcosa che non si può augurare a nessuno. È quanto accaduto ai 24 nuclei familiari della palazzina incendiata di Cervignano e anche a Oksana, che una volta messasi in salvo con la famiglia si è immediatamente preoccupata dei suoi due gatti, un problema di tanti, quello dei piccoli amici domestici. Dopo erano anche i bambini sotto 18 anni, mio figlio è comportato bene, bravo da adulto e ci ha aiutato gli altri. Boh, comunque siamo sopravvissuti, era panico, passato tutta la vita davanti, però siamo qua ancora e siamo felici, sì. Nella mattinata dopo il disastro una bella notizia è arrivata a rasserenare parzialmente l'ambiente di Cervignano. Andrea, il gatto nero di Oksana che non si era palesato al primo sopralluogo dei vigili del fuoco, è stato trovato al secondo, dietro il divano, in perfette condizioni fisiche, sì, ma non psicologiche ovviamente. E, e siamo tornati stamattina con questa idea di trovare i gatti. Infatti avevamo due e uno è stato ritrovato e salvato perché è rimasto dentro l'appartamento. E, è prima volta, siamo saliti prima volta e niente da fare. E sulla seconda volta abbiamo trovato, cercato bene, eh, sano, salvo fisicamente, psicologicamente da lavorare. Il sospiro di sollievo è grande anche se resta la rabbia per un gesto così sconsiderato qualora fosse confermato essere stato provocato da un atto deliberato. Non so cosa dire, non voglio accusare nessuno, comunque è stato una persona, non trovo le parole, non so perché ha fatto questo, se voleva vendicare una persona sola, che si faccia solo una persona, ma qua hanno sofferto tutto condominio, sono sofferti bambini che hanno preso il fumo, che adesso sono in ospedale.